Si erano riuniti e con una fiaccolata avevano ricordato Jessica Stappazzollo, strappata alla vita, alla famiglia, ai suoi figli. Presente al rito funebre il sindaco Davide Sandrini ha raccontato giorni di grande dolore. Sono giorni molto difficili per la nostra comunità. Castelnuovo del Garda però si è dimostrata una comunità unita e sensibile. Ci impegniamo e ci impegneremo con ancora più forza. Il ricordo di Jessica ci darà la spinta per essere ancora più incisivi su questo tema molto importante per tutta la comunità. Nel frattempo la famiglia di Jessica ha avviato una raccolta fondi. Il corpo della giovane donna sarà sepolto in Brasile, a San Paolo, dove vive il padre. Dalla procura di Verona è già arrivato un nulla osta. Vanno avanti anche le indagini. Il punto dall'avvocato della famiglia di Jessica, Elisabetta Carattoni. Stanno finendo le indagini, gli accertamenti, tutti quelli previsti naturalmente. Ci sarà qualche altro interrogatorio che lei sappia per l'uomo? No, questo non lo so, stiamo finendo gli accertamenti. Okay. Sarà disposto a breve il dissequestro delle cose.